Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Aperto un varco nello scafo del veliero affondato al largo di Porticello. Adesso i sub potranno cercare i dispersi all'interno. In un video il momento del naufragio. Arrivano gli ispettori inglesi per collaborare alle indagini sulle cause dell'incidente. L'ambasciatore britannico in Italia, grazie siciliani per l'umanità. A Brucoli, barca a vela si schianta sugli scogli a causa di una tromba d'aria. La Guardia Costiera: non sottovalutate il meteo. A Catania lo sbarramento non regge, le acque del canale Arci finiscono alla Playa. Gela, l'ENI comincia l'estrazione di oltre 1 miliardo di metri cubi di gas dal giacimento di Argo Cassiopea, contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico italiano. Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, il suo capolavoro Madama Butterfly rivive al Teatro Antico di Taormina. Calciomercato, il Palermo a caccia di un portiere, circola il nome di Salvatore Sirigu. Il Catania è vicino alla ufficializzazione di 4 calciatori e con l'arrivo di Guglielmotti si libera Bois, destinato ad una squadra di Serie B. E veniamo alla tragedia di Porticello. Aperto un varco nello scafo a 50 metri di profondità. I sub cercano ancora i 6 dispersi nella notte d'inferno in cui il mega yacht è stato travolto da una bufera. Momenti tragici ripresi dalle telecamere di sorveglianza di un'abitazione privata. Ci dice tutto Eva Spampinato. La luce dell'albero maestro del mega yacht che scompare in 60 secondi, inghiottito dalle onde del mare in tempesta e spezzato dalla furia della tromba d'aria. Ecco le immagini della tragedia del naufragio della Bayesian al largo delle acque di Palermo. Questo video delle telecamere di sorveglianza di una abitazione privata di Porticello sta facendo il giro del mondo, l'apertura dei principali siti di informazione internazionali, dove subito è esplosa la notizia del naufragio del veliero di lusso in cui viaggiavano importanti nomi della finanza inglese e altrettanti importanti ospiti. Erano 22 in totale. E tra le cabine del mega yacht che i sub del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco cercano i corpi dei dispersi. 6 persone, tra cui il miliardario Mike Lynch e la figlia diciottenne, e altri 4 ospiti della crociera di lusso, tra cui Jonathan Bloomer, il presidente della più importante banca d'affari, la Morgan Stanley International. Dopo la prima immersione dei sommozzatori, nel corso della quale è stato recuperato il corpo del cuoco Riccardo Thomas, le operazioni sono riprese stamattina all'alba, quando i sub sono riusciti ad aprire un varco nello scafo. Un'attività non semplice a 50 metri di profondità. Attraverso questo varco sono riusciti a entrare all'interno dell'imbarcazione, dove si ritiene siano rimasti intrappolati i corpi delle 6 persone che risultano ancora disperse. Un affondamento da considerarsi senza precedenti, commenta ai media del Regno Unito l'esperto di salvataggi in mare Matthew Shank. È una sorta di fatto senza precedenti per una imbarcazione di quelle dimensioni, certificata e utilizzata ai fini commerciali, subire un evento così significativo in condizioni meteorologiche che erano piuttosto severe a detta di tutti, ma che avrebbero dovuto essere entro i limiti della nave stessa. Intanto il resort di Santa Flavia nel Palermitano è diventato il quartier generale del post-tragedia. Sono una 50 tra investigatori e soccorritori gli uomini che stazionano nell'hotel. C'è anche il personale inviato dall'ASP di Palermo a supporto dei sopravvissuti. La struttura è off limits e l'accesso è consentito solo agli ospiti. E intanto sono arrivati anche gli ispettori inglesi per collaborare con le autorità italiane che hanno aperto un'indagine sulla tragedia e capire le cause di un incidente incredibile, quello che appunto ha causato l'affondamento del Bayesian. Lo conferma l'ambasciatore britannico, che però precisa che è una cosa normale e parla di terribile tragedia. Ci tiene anche a ringraziare i siciliani per la loro umanità. Vediamo il servizio. Non è ancora tempo di parlare di indagini, piuttosto di recuperare i dispersi e assistere i sopravvissuti. È un coro unanime dall'hotel Zagarella, dove sono ospitati gli scampati alla tragedia del Bayesian, fino ai diplomatici inglesi arrivati a Palermo, passando per le autorità italiane. L'ambasciatore, che ieri ha incontrato proprio i superstiti, oggi è andato a Porticello per assistere alle operazioni di ricerca e parlare proprio con le autorità. Dal mio cuore
vorrei ringraziare l'Italia ma anche le autorità. Ho visto la guardia costiera, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia. Ho parlato stamattina con il prefetto, ieri pomeriggio con il viceprefetto e siamo molto grati noi britannici per tutto quello che fanno loro. Ieri i sopravvissuti hanno raccontato all'ambasciatore la tragedia, gli attimi di paura. Cosa sia successo dovrà accertarlo un'inchiesta, ma il vento di quella notte non era normale. Alle indagini lavoreranno comunque anche 4 ispettori britannici. Questo è qualcosa totalmente normale che facciamo quando una nave britannica è coinvolto in un incidente così grave. Facciamo ovunque, loro lavorano con i loro colleghi italiani ovviamente, ma è qualcosa totalmente normale che facciamo ovunque. Pareri discordanti anche fra i lupi di mare di Porticello, i pescatori che hanno prestato i primi soccorsi. Sulle cause della tragedia, che comunque non convince, non sono concordi neanche loro. Non un paese una barca cimaziale, allora una tromba marina fa un buco a mare in una circonferenza 5-6 metri, ci siamo? C'è una barca come la mia che è 12 metri, 6 metri è sotto, e 6 metri magari se ne può calare, capisci? Sì. Ma la tromba marina, una barca di quella, deve fare solo danno. Sicuramente sarà stato il contraccolpo che ha preso, dell'ancora quando ha agguantato l'imbarcazione e l'ha fatta piegare lateralmente. Vulgata a parte, resta la grande solidarietà, scattata e immediata e per la quale i britannici non smettono di ringraziare. E qualche ora dopo la tragedia che vi stiamo raccontando, a Brucoli nel Siracusano stava per accadere la stessa cosa. Una tromba d'aria infatti ha trascinato una barca a vela contro gli scogli, per fortuna in questo caso tutti salvi. Francesco Aloi. La barca a vela è ancora sulla scogliera di Brucoli, nel Siracusano. Ieri qui si è sfiorata la tragedia. Il forte vento, una tromba d'aria improvvisa, ha trascinato l'imbarcazione per decine e decine di metri. Noi eravamo all'ancora, ma visto che l'ancora non teneva, ho acceso il motore e nonostante ciò la barca non ce l'ha fatta perché la forza del vento era eccezionale, del tutto straordinaria e imprevedibile. Lui era uscito di mattina partendo dal porto di Catania. Era con la figlia e 2 sue amiche. Doveva essere una giornata di relax sul mare e invece è finita così. Qui c'era il sole e anche quando è arrivato questa tromba d'aria non c'erano nuvole, le nuvole erano sul Catania dove pioveva fortissimo, si vedeva da qui, ma per il resto era tutto tranquillo. Ed è stata sempre una tromba d'aria a causare la tragedia nel Palermitano. Pensando a quanto accaduto lì, loro si sentono fortunati, o meglio, miracolati. Noi siamo molto più fortunati e l'operazione è stata gestita con tutta la tranquillità. Riparato qualche danno, la barca a vela lunga 12 metri con un albero di 14 tornerà in mare e dalla guardia costiera arriva il monito ai diportisti. Quando uscite, non sottovalutate mai il meteo. Se si ritiene di non avere le capacità o comunque di essere potenzialmente in una situazione di emergenza, non aspettare che la situazione si aggravi, ma richiedere assistenza. Cambiamo argomento. La prima pioggia intensa a Catania ha fatto emergere le criticità non solo con le strade allagate ma nei corsi d'acqua della zona industriale dove non ha retto lo sbarramento del canale Arci che ha defluito a mare. Giusy Lazzara. Questo è quello che c'è oggi dopo la pioggia di ieri, inevitabile il riempimento dei canali che percorrono la zona industriale del canale Pantano all'altezza proprio dell'Arci, lungo la strada statale 114, dove è saltato lo sbarramento realizzato da poco da Sidra. Non va bene anche sul canale Forcile, sbarrato dalla vegetazione di Lemma. Ancora la situazione è questa. E sulla questione sbarramenti i pareri restano discordanti. Al posto della rete fognaria, attualmente carente, studi della facoltà di agraria suggeriscono, per evitare l'inquinamento dell'acqua che arriva al mare, di realizzare i sistemi di fitodepurazione e vasche lungo i corsi dell'acqua nella zona sud di Catania. La stessa zona che anche ieri ha presentato criticità con strade allagate nel quartiere di San Cristoforo in via della Concordia e via Stella Polare. Disagi anche in aeroporto chiuso per un'ora.
Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha scoperto il motore di un condizionatore tra le mura delle cosiddette naumachie, i resti dell'antico ginnasio romano. La sua denuncia sui social, vediamo. Siamo qui nelle famose naumachie, risalgono all'epoca romana, uno dei posti più suggestivi di Taormina. Guardate in che condizioni è. Ma la cosa bella qual è? La fantasia supera qualunque realtà. Hanno avuto anche la capacità di inserire un condizionatore. E allora è pensabile che i taorminesi abbiano questo rispetto di Taormina, dell'identità di Taormina. Beh, ora questo video lo manderò ovviamente all'autorità competente. Ancora un atto vandalico ai danni della centrale idrica di Contrada Scacciaiazzo a Marsala. Ignoti hanno rubato i cavi elettrici in alluminio e danneggiato la centrale di 2 pozzi. Questo ha provocato il fermo di ben 8 pozzi su 13, con significativi disagi nell'erogazione dell'acqua potabile su tutto il territorio comunale. Una volta scoperto il furto è stata attivata la procedura d'emergenza e le squadre sono intervenute per avviare le operazioni di ripristino. A Gela oltre 1 miliardo di metri cubi di gas estratti dall'ENI dai giacimenti di Argo Cassiopea. Il gas immesso nella rete nazionale contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico italiano. Gerri Italia. Partita la primissima fase della produzione di gas del giacimento Argo Cassiopea lungo la costa gelese. Come annunciato lo scorso 26 marzo, Eni ha avviato la produzione di gas dal giacimento a largo del Golfo di Gela, il più importante progetto di sviluppo sul territorio italiano. Il gas, proveniente da uno dei 4 pozzi sottomarini perforati nei mesi scorsi nel canale di Sicilia, è stato trasportato tramite una linea sottomarina di 60 km di lunghezza fino all'impianto di trattamento di Gela. Qui il gas verrà trattato e poi immesso nella rete nazionale, contribuendo a soddisfare il fabbisogno energetico italiano. Il giacimento Argo Cassiopea, operato da Eni in joint venture con Energen, entra in produzione a soli 3 anni dall'avvio dei lavori. La produzione avviene tramite uno sviluppo interamente sottomarino, privo di impatti visivi e con emissioni prossime allo zero. L'installazione dedicata di 3,6 MW di pannelli fotovoltaici consentirà di raggiungere la neutralità carbonica sulle emissioni. Le riserve di Argo Cassiopea sono stimate in circa 10 miliardi di metri cubi di gas e la produzione annuale di picco sarà di 1,5 miliardi di metri cubi. L'avvio dell'impianto consentirà ai territori interessati di recepire le royalties estrattive grazie alla nuova disciplina recentemente approvata all'ARS sulle estrazioni offshore. Ad inizio anno, infatti, è stata pubblicata la norma contenuta nella legge finanziaria regionale che apre al riconoscimento di una quota delle royalties che altrimenti avrebbe incassato solo la regione siciliana. L'articolo 21 della finanziaria prevede per Gela, Licata e Butera una quota del 30% pari a circa 15 milioni di euro all'anno. A Castellammare del Golfo è stato arrestato un pregiudicato che al culmine di una lite con un operatore ecologico ha cercato più volte di colpire con una motosega la vittima, che per fortuna ha avuto la prontezza di schivare i colpi. È iniziato il digiuno a staffetta per un'amnistia che sfoltisca il sovraffollamento nelle carceri, promosso dall'associazione Bellezza Radicale. Il primo a digiunare è stato il segretario della DC, Totò Cuffaro. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo poi con altre notizie, parleremo fra l'altro della continua emergenza cenere vulcanica a Catania. Ed è ancora polemica sull'emergenza cenere vulcanica, i sindaci chiedono risorse. Nella riunione dei sindaci della fascia sotto l'Etna, tutti d'accordo nel chiedere interventi urgenti per la rimozione della cenere vulcanica da strade e piazze. Una linea comune che si concretizza con una lettera da inviare al governo regionale e nazionale per affrontare la crisi che stanno vivendo. Non ci stanno i sindaci a continui rimandi e a sostenere spese che non si possono permettere. Solo a Zafferana da luglio fino a agosto sono stati spesi 600.000 euro per la ripulitura del centro. La situazione è diventata insostenibile e i bilanci comunali sono impossibilitati a sostenere le ingenti spese.
E la regione siciliana, dicono i sindaci, ha stanziato nella manovra estiva solo 1 milione di euro per tutti i territori colpiti. Il problema non coinvolge semplicemente i comuni, ma coinvolge anche i cittadini, perciò si pensava anche di proporre allo studio, al governo regionale, al governo nazionale, qualche forma di ristoro a favore dei cittadini. E non sono mancate le polemiche politiche. Il ministro della Protezione Civile Musumeci ha dichiarato che non si tratta di un'emergenza e per questo la richiesta della regione potrebbe diventare un risarcimento per lo stato di mobilitazione appunto per la cenere vulcanica. Chi dice che non si tratta di emergenza di fatto secondo noi sbaglia. Siamo in questo momento 15-16 sindaci in grande difficoltà, non possiamo essere così, come dire, disorganizzati, ma insieme alla città metropolitana, insieme alla protezione civile, insieme alla regione dobbiamo avere un piano cenere che ci permetta di ripulire le nostre città in sicurezza. E non c'è neanche un osservatore di uno studio sui danni alla salute per gli abitanti dei comuni che respirano da settimane le polveri nere. E siamo adesso agli spettacoli. Taormina rende omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte. Al Teatro Antico va in scena Madama Butterfly. Orazio Longo. Questo personaggio mi porta tanti colori in mia voce, perché poi inizia a 15 anni, sì, vero, una bambina che è una giapponese, vero? E poi diventa una donna che, diciamo, conosce la vita dura, quindi mi dà la possibilità di usare, diciamo, tanti colori vocali. Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, il suo capolavoro Madama Butterfly rivive nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina con la regia di Chris Catena, una scelta, quella di commemorare il compositore, fortemente voluta dalla produzione del Sicilia Classica Festival. Il mio personale imprinting è soltanto renderla più una commistione tra moderno e quella che è la tradizione. A dare voce e interpretazione alle musiche di Puccini, oltre alla protagonista Renata Vari nel ruolo di Madama Butterfly, anche il tenore David Banos in Pinkerton, il mezzosoprano Gabriella Leo in Suzuki, il baritono Giovanni Palminteri in Sharpless. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo con gli ultimi movimenti di calciomercato. Siamo alla pagina sportiva. Dopo l'infortunio di Gomis, il Palermo è alla ricerca di un portiere, circola il nome di Sirigu. Alla ricerca di un portiere sono ore frenetiche per il direttore sportivo del Palermo Morgan De Santis, che sta valutando diverse soluzioni per risolvere il problema che si è venuto a creare dopo il grave infortunio di Gomis. Al momento c'è soltanto Desplanche e così l'idea concreta è quella di riportare in rosanero Salvatore Sirigu. L'esperto portiere di 37 anni è rimasto svincolato dopo gli ultimi 6 mesi passati in Turchia e potrebbe quindi tornare al Palermo. Piace anche Costil, svincolato dalla Salernitana. E poi occorre un centrale di difesa e il Palermo non molla Ferrari, ex Sassuolo, anche lui svincolato. Intanto da ieri la formazione di Dionisi ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Torretta. I rosa sono tornati ad allenarsi nella loro casa dopo essere stati ospiti a Livigno, Manchester e Veronello. Il Palermo lavora per la trasferta di sabato a Pisa, altra gara decisamente insidiosa per la compagine siciliana dopo la debacle di Brescia. Dionisi potrebbe cambiare abito alla sua squadra, sia in difesa che a centrocampo. In avanti invece si punterà ancora sul tridente formato da Brunori, Insigne e Di Francesco. Il Catania è vicino alle ufficializzazioni di 4 calciatori e con l'arrivo di Guglielmotti si libera Buà, destinato ad una squadra di Serie B. Sergio Colosi.
Dopo la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia di Serie C, il mercato del Catania torna d'attualità in attesa dell'esordio in campionato a Potenza contro il Sorrento. Le prossime mosse saranno le ufficializzazioni di 4 calciatori, tutti già a Catania: gli esterni Guglielmotti e Lunetta, l'attaccante Montalto e il trequartista Gimenez. Inutile il tentativo del Padova di inserirsi nella trattativa, perché Guglielmotti, in gruppo da tempo, ha scelto Catania e il suo tesseramento libera l'esterno destro Bua, che così potrà casarsi con un club di Serie B. Faggiano segue anche il mercato dei centrocampisti con l'obiettivo De Rose, dei difensori piace Malomo e soprattutto degli attaccanti, con Finotto in cima alla lista. Il Crotone vuole tenere Gomez, ma le vie del mercato sono infinite e poi c'è il fil rouge del momento Catania: cessioni e diminuzione del monte ingaggi. In casa Messina, dopo l'arrivo degli attaccanti Alessio Re e Martino Cominetti, 2 scommesse per la categoria, e del difensore Francesco Rizzo, si cerca un rinforzo per il centrocampo, soprattutto alla luce della partenza di Domenico Franco verso Picerno. Per la porta si segue Vannucchi del Taranto e per l'attacco c'è in prova l'austriaco Zobisic, ma la squadra non sembra competitiva. Dopo 2 giorni di riposo seguiti alla vittoria in Coppa Italia sul Monopoli, il Trapani prepara l'esordio in campionato lunedì sera a Foggia. Attese novità di mercato con gli arrivi del difensore Valietti del Genova e probabilmente anche dell'attaccante Merola del Pescara, che continua ad avere però molti estimatori. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Amici di